notte ti addormenti distinto in questo mondo sempre uguale di rassegnati e disperati. Non è possibile volare, vera, sei vera, una preghiera di sé che si arrampica al cielo, sincera. E adesso, prima che arrivino altre domande, prima tappa Vera, quel famoso antifestival, un'altra seconda tappa molto importante, che se ne dica, Claudio Mattone, l'incontro con lui, Scunnizi e quindi Ayer. No, qual è? Io ci credo, scusami. Io ci credo. Ayer canto, io ci credo. Ayer. Ma io ci credo, ancora ci credo, che amore mi ci possa fare, accorto, a non ti fa imbriacare, per cercare la verità, non sai a dove è dove, ma io ci credo, ancora ci credo. Io ci posso fare, o vento non ti fa ferrare, ma pazienza ci sta, che ci sta, la pazienza ci sta. E poi il grande momento magico, finalmente Sal si libera in senso positivo degli Scunnizi, che tanto ha amato e non dimenticherà mai, per portare in scena le sue anime napoletane. E lì lancia, tra le altre canzoni, una versione molto personale di Tu sii una cosa grande. Vai! Sì, una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così sicuro tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché sicuro tu stai tremando. Conmigo voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene a così grande. Così grande, così grande. Il 5 giugno. Grazie. Il 5 giugno.